Sono stati organizzati incontri e sono stati affissi cartelli per avvisare le pazienti che da lunedì 17 giugno il punto nascita dell'ospedale di Vittorio Veneto sarà chiuso fino al 1° ottobre. Si farà il possibile, spiega il direttore generale dell'USL 2 Benazzi, per ridurre al minimo i disagi. Le persone che arriveranno magari perché non sono state informate a Vittorio Veneto saranno portate da noi a Conegliano e comunque il punto nascita di Conegliano sarà efficiente ed efficace come sempre. La decisione di chiudere il reparto è dovuta a due motivi che vanno a beneficio, spiega Benazzi, dell'ospedale di Vittorio Veneto. Stiamo facendo i lavori per l'antisismica, quindi 5,5 milioni di lavori e dobbiamo ovviamente entrare anche nel reparto di ostetricia e ginecologia, visto che chiudiamo per questo motivo, utilizziamo l'ostetricia e ginecologia per spostare poi nel secondo o terzo mese pazienti che sono in otorino e abbiamo purtroppo delle stanze senza bagno interno. Stiamo quindi lavorando, faremo i bagni per fare in modo che ci siano stanze a 2 posti con bagno. Una decisione che però fa discutere e che non convince i sindacati. La chiusura del punto di nascita di Vittorio Veneto non è una novità, nel senso che sono anni che viene chiuso. Già l'anno scorso il direttore aveva giustificato la chiusura, se andiamo a memoria, adducendo ragioni legate a lavori di ristrutturazione e messa a norma. Ci sono decreti ministeriali, spiega Bernini, che indicano linee guida che prevedono che punti nascita al di sotto di un certo numero di parti all'anno vadano rivisti e vadano chiusi. Vittorio Veneto, come altri punti nascita, rientra tra quelli che non hanno le caratteristiche per continuare ad esercitare e crediamo che la Regione debba sciogliere ogni ambiguità e farebbe bene a questo punto, anziché fare operazioni di chiusura temporanea anche di 4 mesi come avverrà quest'anno e come è avvenuto l'anno scorso, di una discussione seria con gli amministratori locali e la popolazione